con 2 coltellate, una alla mandibola, l'altra alla gola, Treviso e caccia il killer della 50enne Vincenza Saracino, ritrovata senza vita nei pressi di un casolare. L'arma del delitto non si trova. Il femminicidio di Vigonza, trovate benzodiazepine in casa di Giada Zanola e Andrea Favero e anche nell'auto dell'uomo. La giovane sarebbe stata drogata e gettata viva nel cavalcavia, si profila la premeditazione. La morte del 25enne Alex Maragon dopo un raduno New Age, domani l'autopsia, fondamentali gli esami tossicologici e prelevi dei tessuti per accertare se avesse assunto sostanze psicotrope. Foto e video del caporalato in riva al Piave nella denuncia della CGIL Veneto, vittime 57 immigrati indiani con uno di loro obbligato a rimanere sui campi nonostante fosse stato morso da un serpente. Il ministro delle infrastrutture Salvini oggi nel Bellunese per i sopralluoghi ai cantieri delle opere olimpiche, dal bob alle varianti, procede tutto nei tempi previsti. Dopo il premio record da 5 milioni di euro vinto in una tabaccheria di Treviso, la marca ancora fortunata ha annunciato una vincita da 2 milioni a Susegane con un gratta e vinci da 10 euro. Spettacolo questa mattina in centro a Padova con un'eccezionale sfilata di Ferrari per festeggiare il compleanno dell'ACI. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, la cronaca in primo piano, il delitto di Canizzano con la morte di Vincenza Saracino. La 50enne è stata colpita con 2 fendenti al collo e mandibola, si cerca l'arma del delitto, imminente l'autopsia. Sono due fendenti, uno al collo e uno alla mandibola. Presumo che quello letale sia il collo, ma questo l'autopsia sarà più precisa. Con ogni probabilità è morta dissanguata Vincenza Saracino, la 50enne trevigiana originaria di Molfetta, trovata morta in un'ex officina di via Malveste a Canizzano tra le immondizie e il degrado. La scomparsa della donna risale a martedì pomeriggio, il ritrovamento del cadavere dopo circa 24 ore di angoscia e di ricerche ininterrotte. Nei prossimi giorni ci sarà l'autopsia che sarà affidata all'Istituto di Medicina Legale di Padova, ci darà notizie più dettagliate sulle cause della morte e sull'orario della morte. Sul corpo da una prima ispezione non vi sarebbero segni di difesa. Vincenza è stata trovata con gli indumenti addosso, gli stessi che aveva al momento della scomparsa, accanto la borsetta con i suoi effetti personali, compreso il cellulare. Non sembra una rapina, ma insomma è presto per fare delle ipotesi precise sul movente quando non si ha neanche un'idea precisa di chi possa essere stato. Ecco. Infatti il fascicolo per omicidio volontario aperto dalla procura trevigiana è a carico di ignoti, non ci sono quindi sospettati per un fatto così cruento ma allo stesso tempo indecifrabile anche perché inserito all'interno di un contesto di routine. Vincenza era partita dal sexy shop di Preganziola gestito dal marito verso le 17 per raggiungere in sella la sua bici elettrica, il vicino Iperlando per la spesa. Da lì il rientro verso Canizzano con una sosta al bar La Perla di 7 Comuni dove ha acquistato delle sigarette. Sono circa le 6 di sera, poi il nulla con il marito Fabio Stefanato che lancia l'allarme. Le ricerche notte e giorno, infine l'epilogo. Il corpo della donna si trova a poche centinaia di metri in linea d'aria dall'abitazione, fuori dalla traiettoria solitamente usata per incasare. Come mai questa deviazione? Vincenza è stata per caso trascinata in questa ex officina? Era già ferita? Interrogativi aperti. Di certo il suo corpo è stato localizzato dopo che un carabiniere ha visto spuntare dalla boscaglia il cavalletto della bici. Militari che sono ritornati sulla scena del crimine alla ricerca di ulteriori elementi. All'appello manca la stessa arma del delitto, un coltello o forse un cacciavite. Intanto gli inquirenti stanno scandagliando la vita privata di Vincenza, si cerca un movente, dal regolamento di conti alla pista passionale, le persone a lei più vicine sono già state sentite. Sicuramente il marito che è quello che ha avvisato della scomparsa, ecco. Gli altri come prassi vengono tutti sentiti. Diciamo che passerete ai raggi X evidentemente. Sì, certamente ci sarà, ovviamente come è tipico di questi casi si partirà dalla vita della vittima e dalla rete di relazioni sociali, ecco questo. Inevitabilmente. È una prassi in questi casi. Il femminicidio di Giada Zanola, la 33enne bresciana uccisa a Vigonza a fine maggio dal compagno Andrea Favero che è in carcere, trovato benzodiazepine in casa. La donna dunque sarebbe stata drogata e poi gettata ancora viva dal cavalcavia, si profila l'ipotesi della premeditazione.
Giada Zanola sarebbe stata drogata con benzodiazepine comprate in farmacia con una ricetta regolare dal compagno Andrea Favero, che poi l'ha gettata dal cavalcavia stordita ma ancora viva. Boccette contenenti questo tipo di psicofarmaci sono state ritrovate dai poliziotti della squadra mobile di Padova in casa della coppia in via Prati a Vigonza e nell'auto C-Max che la notte del 28 maggio in cui è stata uccisa Giada era stata ripresa mentre percorreva la strada verso il cavalcavia sopra l'autostrada da dove la giovane mamma è stata lanciata. Tracce di benzodiazepine sarebbero state trovate anche nel sangue di Giada durante le analisi tossicologiche. La ricetta per l'acquisto del potente ansiolitico era intestata proprio da Andrea Favero, che si trova in carcere con l'accusa di omicidio. Per questo potrebbero essere effettuati esami anche del suo sangue per vedere se anche lui ha assunto questo farmaco. L'acquisto di questi psicofarmaci potrebbero aggravare la sua posizione perché potrebbe scattare anche l'accusa della premeditazione del delitto. Giada Zanola è stata stordita e poi gettata dal cavalcavia lo scorso 28 maggio. Nessun medico le aveva prescritto benzodiazepine. Pochi giorni prima di essere uccisa aveva inoltre confidato ad un'amica di sentirsi stanca e debole e di temere di essere avvelenata dal compagno e padre di suo figlio che voleva lasciare. Ed ora parliamo della morte di Alex Marangon. Domani nel primo pomeriggio l'autopsia sul corpo del 25enne di Marcone, importanti gli esami tossicologici e prelievi dei tessuti per accertare se il giovane avesse assunto o meno sostanze psicotrope. Rituali sciamanici, assunzioni di tisane a base di piante come l'ayahuasca con effetti psicotropi illegali in Italia, ma anche altri riti come il cambò, l'immissione nel corpo di una sostanza allucinogena prelevata da una rana amazzonica. 1 a 2 giorni nell'abbazia di Vidor, che avrebbe previsto la presenza di un santone direttamente dal Sud America, e poi il via alla cerimonia per purificare corpo e mente ascoltando la musica New Age con una frequenza di 432 Hz. Ma qualcosa è andato storto. Alex intorno alle 3 del mattino ha gridato, poi è uscito dalla stanza correndo, forse sotto l'effetto di queste sostanze. Dove sia andato, cosa sia successo sarà difficile da ricostruire, ma i genitori non si danno pace. Qualcuno lo ha accompagnato fuori, qualcuno può aver visto. Quindi noi confidiamo che qualcuno che era qua sappia qualcosa, che dica qualcosa, che anche in incognito, senza fare nome, in modo che capiamo cosa è successo, capiamo dove può essere andato, insomma. Lo aveva chiesto con le lacrime la mamma, che lo ha ripetuto l'altra sera alla trasmissione Chi l'ha visto. Sarà l'autopsia che dovrà chiarire le cause della morte, se il 25enne sia annegato o sia finito nel Piave già privo di vita. In procura ha aperto il fascicolo per morte come conseguenza di altro reato. È morto come conseguenza di altro reato, ma questa è un'ipotesi che viene fatta per poter fare un'autopsia, per poter aprire un fascicolo, anche in assenza di evidenze specifiche. Poi all'esito dell'autopsia si dirà se effettivamente la morte è stata la conseguenza di un altro reato, in particolare di assunzione di sostanze illecite. Se dovessero risultare queste sostanze nel registro degli indagati, potrebbero finire gli organizzatori dell'evento e forse anche i proprietari dell'abbazia. Sul greto del Piave era stata trovata una tunica sulla quale la mamma di Alex avrebbe trovato 2 capelli lunghi, ma sembra dagli accertamenti che non fosse appartenuta al figlio. Tante sono le domande a cui mancano delle risposte. Certo è che il 25enne non aveva ferite da difesa, ma alcune lesioni sul corpo. Ci sono dei segni di lesioni sul cadavere, ma il cadavere è stato trascinato nelle acque del Piave per vari chilometri, quindi questi sono compatibili con il trascinamento del corpo nel Piave. Ecco, poi l'autopsia ci dirà se qualcuna di queste lesioni è stata prodotta quando la vittima era ancora viva. E anche quel morso, forse di un animale selvatico. Alex è morto durante quella cerimonia, ma altri avrebbero potuto rischiare, vista la zona impervia e vicina al Piave. Arrestato a Milano il generale Oreste Liporace, che è stato comandante dei Carabinieri di Padova dal 2017 al 2019. Liporace oggi comandante dei Carabinieri del secondo reggimento allievi marescialli brigadieri di Velletri, è finito agli arresti domiciliari per corruzione, turbativa e false fatture su un appalto di quasi 700.000 euro per servizi di pulizia della caserma. Il generale sarebbe stato corrotto con 22.000 euro, borse di lusso, noleggi auto, biglietti per lo stadio olimpico e per la Scala di Milano, agevolando 2 imprenditori, i fratelli Massimiliano e William Fabbro della Fabbro SPA, nell'ottenere l'appalto del servizio
servizio di pulizia attraverso una turbativa d'asta. I 2 imprenditori sono indagati. Il generale Liporace è stato al comando provinciale di Padova fino al 2019. La notizia era già trapelata da qualche giorno, ma oggi la CGIL del Veneto ha raccontato nei particolari, con foto e video, la storia di caporalato e lavoro illegale con protagonisti 57 immigrati indiani, con uno di loro obbligato a rimanere sui campi nonostante fosse stato morso da un serpente. Stiamo cercando di curarlo. Per fortuna non era una vipera velenosa, perché se fosse stata una vipera velenosa ci sarebbe rimasto secco. Morso da un serpente ma lasciato così, senza nessuna cura, anzi minacciato se avesse lasciato il campo dove lavorava. È forse l'aspetto più crudele di una vicenda di sfruttamento e caporalato avvenuta fino all'aprile scorso in diverse aziende agricole trevigiane. Protagonisti 57 indiani arrivati in Italia con il decreto flussi, chiamati da aziende fittizie tra Caserta e Napoli, con legami in India, dove ai malcapitati era stato promesso un futuro di lavoro regolare dietro pagamento anche di 10.000 euro. Una volta atterrati però hanno trovato solo un futuro di clandestinità che li ha portati dritti nel giro del lavoro illegale e del caporalato, pubblicizzato attraverso i social come nel caso di questo pakistano. Annunciava la possibilità di lavoro, annunciava la possibilità di avere un permesso di soggiorno in maniera veloce, quindi di regolarizzarsi, di avere una casa e quindi di cominciare a far guadagnare questi poveri disgraziati. 57 quelli finiti dentro questa casa di Negrisia di Ponte di Piave, dove venivano prelevati alle 5 del mattino per essere scaricati sui campi di radicchio tra le vigne di Prosecco e dove lavoravano per 5 euro a cassone riempito fino alle 10 di sera, quando i gregari del caporale venivano a prenderli per scaricarli nuovamente davanti alla casa di Negrisia, ma anche su quest'altro casolare in mezzo alla campagna di Oderzo. Poco o niente da mangiare, niente acqua calda, niente luce, una vita quasi da bestie, scoperta quasi per caso dalla CGIL, quando alcuni di loro sono finiti a Latina ed hanno incontrato la stessa sindacalista di Satma Singh, il bracciante morto per l'amputazione di un braccio mentre lavorava in nero. Una volta avuto il contatto con loro, naturalmente parlando lei Punjabi, ci ha segnalato il caso. Sparito il caporale e i gregari, con un bottino stimato intorno ai 350.000 euro di fatture pagate dalle aziende agricole trevigiane. Dei 57 molti si sono dispersi nel territorio. Ma nelle ultime settimane siamo stati contattati da Pordenone, Firenze, da Vicenza e da altre zone d'Italia perché questi lavoratori vogliono avere un contatto con noi per poter denunciare anche a loro. Testimonianze che serviranno alla magistratura per individuare e denunciare le aziende che hanno utilizzato illegalmente questi indiani a seguito dell'esposto presentato dalla CGIL. Sindacato che chiede giustizia per questi lavoratori truffati e sfruttati in un territorio che paradossalmente ha bisogno di loro, ma regolarizzati. La Bossi-Fini non consente il rilascio di permessi di soggiorno se non stai lavorando, ma a volte si crea il cortocircuito che vediamo e servirebbe un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro. Sul caporalato e sulla denuncia shock della CGIL interviene l'assessore regionale Caner. Condizioni disumane per certe persone, ci vorrebbe il carcere a vita, piaga radicata nella nostra regione, bisogna fare di più, dice invece il senatore Martella. Condizioni disumane, turni massacranti, nessuna umanità né pietà. Il lavoratore morso dal serpente e costretto a lavorare senza essere soccorso lascia senza parole. Beh, guardi, queste poi sono condizioni veramente disumane. Qui ci dovrebbe essere il carcere a vita per chi tratta le persone in questo modo, perché significa proprio abbandonare, quindi omissione di soccorso, addirittura, come è stato nel caso che abbiamo visto, addirittura di perdita della vita. Quindi in questo caso penso che la legge dovrebbe intervenire anche in maniera più dura. Una vicenda incredibile, continua l'assessore, che ci ha lasciato desolati e perplessi, fatti che non dovrebbero accadere nel 2024. Tante le iniziative messe in cantiere dalla Regione per stroncare il caporalato e aiutare i lavoratori, come il progetto Navigare, che aiuta le persone che decidono di denunciare queste situazioni di illegalità e le reinserisce nel mondo del lavoro. Non solo. Credo però che un'idea che potremmo portare sul tavolo nazionale anche di fronte al Ministero potrebbe essere quella di utilizzare le nostre cooperative sociali, anche le cooperative di tipo B, per fare formazione nei paesi di origine, portare qui queste persone in maniera legale, poterle anche mettere a disposizione, diciamo, del mondo agricolo, perché bisogno di manodopera effettivamente legale ce n'è, ma poterli poi inserire nel nostro tessuto lavorativo con un controllo però da parte delle nostre cooperative che sicuramente insomma non si comportano
comportano come questi sfruttatori. Anche nella nostra regione il caporalato è una piaga ben radicata grazie alla CGIL, spiega il senatore Martella, che ha portato alla luce questa vicenda. Bisogna contrastare questo sfruttamento vero e proprio, bisogna contrastare questa forma di criminalità e investire su rifugi e dimore che possano essere sicure, fare i controlli, aumentare il numero di ispettori che controllano, perché ovunque si possono annidare situazioni di questo genere che portano con sé sofferenza, ingiustizie, casi drammatici come quello che abbiamo visto a Latina e un impoverimento complessivo della nostra società, della nostra economia, anche del settore produttivo dell'agricoltura. Valli del Pasubio, auto parcheggiata, si muove da sola e finisce in una scarpata andando a schiantarsi contro un'abitazione, nessun ferito, intervento dei Vigili del Fuoco. Intervento dei Vigili del Fuoco a Valli del Pasubio per un'auto parcheggiata lungo un pendio che si è mossa da sola andando a finire contro la finestra di un'abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'auto e l'abitazione, sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro e il carro attrezzi per il recupero del mezzo. Ed ora a Venezia, questa mattina la cerimonia ufficiale di avvio dei cantieri alla presenza del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. Al via i lavori per la realizzazione del terminal container Montessindia alla Porto Marghera. Una giornata storica con la cerimonia ufficiale alla presenza del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Rixi. Un momento importante perché finalmente si affronta un problema che era fermo da tanto tempo. Credo che poter finalmente riqualificare questa banchina e riportare a utilizzo industriale, economico per contribuire non solo all'aumento dell'occupazione nell'area ma anche della capacità del porto di Venezia sia importante, perché è un segnale concreto che le cose si stanno muovendo, quindi è chiaro che ora bisogna cercare di recuperare il tempo perduto e di risolvere anche tutti i vari problemi. L'inizio di un meccanismo che innesca una grande trasformazione del porto, l'ha definito il presidente Di Blasio. Ufficializziamo l'avvio di uno dei cantieri, il cantiere più grande che sia mai stato bandito all'interno dell'autorità portuale. Il valore di questa prima parte, che noi chiamiamo primo stralcio, è 189 milioni di euro, di cui 106 milioni di euro li abbiamo affidati a questa cordata che è guidata da Fincantieri. L'altra parte sarà utilizzata in parte per finanziare la modalità di gestione dei sedimenti che vengono generati sia dalla parte a terra che dalla parte a mare. E quindi io lo chiamo un po' un movimento che innesca un po' la rivoluzione del porto di Venezia. Il nuovo terminal container sarà realizzato in un'area industriale dismessa con una superficie totale di 90 ettari e un fronte di banchina continua a circa 1600 metri. È un'opera in mano di bonifica, tanto vero che Montessindia è comunque all'interno dell'accordo di programma più ampio di riqualificazione e messa in sicurezza, quindi è proprio un segnale forte di riconversione, di andare oltre, di cambio pelle, ma soprattutto di un porto sostenibile. Olimpiadi 2026, il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini oggi in provincia per i sopralluoghi e cantieri delle opere olimpiche. Al termine di questa bella mattinata di sopralluoghi da Cortina, passando per le varianti, ci racconta che cosa ha visto? Ho visto degli operai al lavoro, dopo, mi diceva il sindaco, 50 anni di attesa qua nelle varianti in Cadore. Stiamo rispettando i tempi previsti, anzi. Si sfila il caschetto in un fuoriprogramma improvvisato al termine di una mattinata di sopralluoghi ai cantieri delle opere olimpiche. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi in tour nel Bellunese per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Contiamo di finire in anticipo. Le Olimpiadi sono un grande stimolo per recuperare il tempo perduto, tutto nei tempi previsti, nonostante i gufi. Vi ricorderete che fino a qualche mese fa c'era gente che diceva non ce la faranno mai, andiamo a fare il bob in Svizzera, in Francia, in Austria, altrove. Le Olimpiadi sono Milano-Cortina, quindi conto che per il territorio sia
un grande passo in avanti. A Cortina la delegazione con Salvini, anche i referenti del CIO, delle federazioni internazionali della Fondazione Milano Cortina, ha assistito alle operazioni di ghiacciamento del mock-up dello sliding center, cioè del modello di 15 metri in scala reale della futura pista di bob, slittino e skeleton. Il sopralluogo è proseguito allo sliding center e successivamente allo stadio del ghiaccio. Lunga l'attesa a Thai, all'ingresso ovest della variante che bypasserà il paese, che fra i 3 cantieri da 250 milioni complessivi che si incontrano lungo la 51 di Alemagna è quello economicamente più imponente. Giornalisti indesiderati all'incontro con i sindaci all'imbocco del tunnel. Le immagini che vi mostriamo infatti sono state fornite da Baggio Photo Studio per conto dell'impresa Vianini. Delle varianti di San Vito, Valle e Thai si parla da 40 anni, progettate per i mondiali del 2021 che difficilmente potranno essere pronte per febbraio 2026, ma il ministro, mosso da ottimismo, azzarda. Negli anni 70 si parlava delle varianti, quindi diciamo che se ci arriviamo come nostro obiettivo, come mio obiettivo, dicembre 25, vuol dire che cambia la vita di questi paesi. Ho parlato con i sindaci, ovviamente togli traffico, togli inquinamento, bisognerà che i sindaci con le comunità lavorino per tenere vivo il centro dal punto di vista commerciale, culturale, però ci sono tante iniziative col territorio che stiamo portando avanti. Sindaci che hanno atteso Salvini all'interno dell'imbocco della galleria Thai Ovest e che non si sono lasciati sfuggire l'occasione di consegnargli un dossier sul villaggio di Borca che il ministro ha garantito di voler studiare. Al Ministero oggi pomeriggio mi porto a Roma un dossier che per il Cadore e il Bellunese ha tante prospettive, però oggi fatemi dire grazie alle imprese, agli operai e ai lavoratori, perché quello che sembrava impossibile fino a qualche mese fa adesso è oggettivamente reale e si tocca con mano. Dopo il colpo da 5 milioni di euro in una tabaccheria di Via Montello, ancora una super vincita nella Marca Trevigiana con il Gratta e Vinci. A Susegana un giocatore ha vinto 2 milioni di euro con il biglietto Il Miliardario Mega del costo di 10 euro. Ed ora andiamo a Padova, spettacolo questa mattina in centro con un'eccezionale sfilata di Ferrari. Il rombo dei motori, colonna sonora di una sfilata d'eccezione nel cuore di Padova, occhi puntati di curiosi appassionati lungo il listone per ammirare il fascino senza tempo delle Ferrari. Per i 125 anni di ACI Padova, secondo automobile club d'Italia, grande festa con un bellissimo regalo, il passaggio della Ferrari Cavalcade. Oggi noi celebriamo i 125 anni dell'Automobile Club, il secondo club motoristico più antico del mondo, un mese e mezzo dopo Torino, soci fondatori dell'ACI nazionale e della FIA ovviamente. Oggi siamo in festa. Ecco, all'ombra del Pedrocchi li sentite i rumori dei motori Ferrari che stanno arrivando lungo il listone. Il corteo di bolidi con 125 vetture del cavallino rampante ha fatto tappa anche a Padova attraversando il centro storico della città. Per l'occasione sono arrivati i proprietari da tutto il mondo. You are a Ferrari owner? Yes, right. And you came from Japan? Yes, Japan. I transfer from Japan this car. So we're from England, UK. Le auto sono state ammirate durante la sosta sotto Palazzo Moroni anche dal sindaco di Padova. È una bella cosa, la gente sta apprezzando moltissimo. A dire a piace non piace le mie auto, però questi sono capolavori, non sono auto. Ospite d'eccezione anche il presidente di Ferrari e Stellantis, John Elkann. Felici di essere in Veneto, felici di essere a Padova con i nostri clienti che vengono da tutto il mondo di Ferrari e l'accoglienza è sempre fantastica. Ed è davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.